Allora, giorni fa il Giorgio Bellemo, abbiamo dato spazio su Chioggia Azzurra a Giorgio Bellemo, che è il presidente di Ascot, che ha fatto un intervento abbastanza marcato sul fatto che siamo assolutamente indietro per quanto riguarda la realizzazione del Ponte sul Brenta. Ponte sul Brenta che non è solo un discorso di viabilità importantissimo, abbiamo avuto il Ponte della Romea bloccato per 2 anni e non si sa quando dovranno ricominciare a fare i lavori, perché comunque il Ponte sulla Romea è da rifare completamente. Ma come dicevo, oltre al discorso diciamo, di viabilità, c'è importantissimo il discorso del sbarrare la forza del mare, il cosiddetto cuneo salino, che si introduce sempre di più nel territorio e sta salinizzando in maniera irreversibile il territorio. Ci sono grossi problemi per l'agricoltura, è una cosa dell'altro mondo. Allora, posto che voi sapete che abbiamo detto tante volte dell'importanza di fare questo ponte, che è stato bloccato fino adesso per interessi privati, tirati fuori in particolare dal noto imprenditore della nautica Marino Masiero, in cui io non intervengo sul fatto se erano legittimi o non legittimi, ed è un altro discorso, ma sul fatto che la comunità, il territorio, sta avendo dei danni enormi per la mancata realizzazione di questo ponte. Ecco. Allora, quando è stato pubblicato questo video ci sono stati dei commenti. Allora, voi sapete che è giusto in linea di massima rispettare le idee e l'opinione di tutti quanti, però ci sono delle cose che sono state scritte e mi sembra che, come al solito succede con tante diciamo, notizie, con tante diciamo, opinioni, con tante cose, che si ha un'impressione superficiale. Allora vorrei far capire due cose. Uno, nei commenti che ho letto, non leggo spesso i commenti, vi dico la verità, ma quel post Fratelli l'ho guardato un po' di più, dicono che lo sbarramento, invece di farlo dove è previsto in questo momento, lo si poteva fare più a valle, cioè praticamente sulla foce. Ecco, è una fesseria, è una sciocchezza, perché prima di arrivare a un progetto definitivo di dove farlo, hanno studiato tutte le possibilità. Creare uno sbarramento per il cuneo salino alla foce, praticamente, dà dei grossissimi problemi di idrodinamici, quindi non era possibile farlo là. Tutto si può fare, sono andati sulla Luna, quindi si parla di andare su Marte, quindi si poteva fare anche là, ma i costi e le problematiche erano di gran lunga maggiori. Un po' più arretrato c'era il problema della profondità. Il Brenta su quel punto è abbastanza, un po' più diciamo a monte, è molto più profondo, quindi la struttura che si sarebbe dovuta realizzare era molto più importante. Andando ancora più a valle poi ci sono altri problemi, scusate, andando ancora più a monte, quindi più verso occidente, ci sono altri problemi ancora che vanno a comportare tutta una serie di problematiche in più e di costi in più in pratica. Quindi alla fine la cosa, anche se tanti continuano a dire ma si poteva fare di qua, si poteva fare di là, sono tutte, con tutto rispetto, sciocchezze, perché gli ingegneri, io ho stima di tutti i professionisti, che sia uno spazzino che fa il suo lavoro fatto bene, che sia un insegnante, che sia un ingegnere, mi fido di chi è preparato per quella cosa lì e non, voglio dire, dalle opinioni, con tutto il rispetto delle casalinghe, o di un consigliere che magari no. Detto questo, c'è un altro aspetto che è venuto fuori citando un luminare, un professore ingegnere, il professor Dalpois, non mi ricordo se si pronuncia bene, scusate se ho detto un'imprecisione, ma comunque si capisce che questo qua è un esperto di problemi idrodinamici e praticamente una volta, io credo anche sollecitato dal buon Masiero, buon tra virgolette, ovviamente, ma dicendo ma abbiamo visto quello che è successo con la tragedia del Vajont. Allora se voi guardate il mio profilo c'è scritto Andrea Comparato ultimo e Pirla, quindi non ho assolutamente la presunzione di dover insegnare a un luminare, ma abbiate pazienza, è una situazione totalmente diversa. Un conto è un incidente mortale che c'è stato, una sciagura creata appunto per errore umano di 60 anni fa, praticamente negli anni 60, insomma voglio dire oltre 50 anni fa è successo quasi 60 anni fa è successa questa tragedia, ed era in montagna, praticamente milioni di tonnellate di montagna sono precipitate alla velocità del suono sul bacino e quindi tutta l'acqua si è sollevata e ha ammazzato purtroppo migliaia di persone. È stata una tragedia. La vogliamo confrontare con il fiume Brenta? Cioè, voglio dire, con questa struttura, se sarà realizzata, perché ormai comincio ad avere i dubbi che sarà realizzata, è una situazione totalmente diversa. Ecco. Detto questo, mi scuso del video, dell'intervento che è molto lungo, ma vi invito veramente, per chi non è un addetto ai lavori, perché uno non ci pensa,
ma sta rovinando completamente tutti i territori che ci sono da quella parte, si stanno desertificando. I fossi hanno già l'acqua col 5 per 1000 di sale, il sale non va via. Se domani dovesse piovere tantissimo, cosa che sapete benissimo tutti che non è così, perché al momento addirittura siamo a febbraio, a marzo scusate, e c'è meno acqua di quella che c'è durante il mese di agosto, che è già un mese abbastanza siccitoso. Ecco, quindi è una situazione veramente drammatica e si può ovviare solo con la realizzazione di questo ponte. Allora, concludo, il sindaco Melao aveva detto che a marzo sarebbero iniziati i lavori, ma da quel che sappiamo il consigliere regionale Montanarello, ma anche il consigliere comunale Lucio Tiozzo si sono informati e hanno detto che praticamente le aziende, con l'aumento dei costi che ci sono stati, non possono partire a fare i lavori finché non viene chiarito chi paga i maggiori costi. Ecco, allora su questa cosa sollecitiamo l'amico Mauro Armerau, il sindaco di Chioggia, che non è solo una competenza del comune di Chioggia, perché ci sono diversi enti, c'è il magistrato delle acque, l'ex magistrato delle acque, ci sono consorzi di bonifica, c'è il Ministero dell'Agricoltura, ci sono più soggetti, ma questa è una cosa da iniziare immediatamente. Qualcuno mi diceva che verrà fatta una commissione, fate sta benedetta commissione e fatela il prima possibile, bisogna veramente che ci attiviamo, vi attivate prima possibile per iniziare quest'opera che è indispensabile.